conclusione ovviamente lapidaria, e veniamo adesso a uno dei punti centrali del tuo libro, che ha un nome e un cognome, che si chiama Rosario Crocetta, presidente della regione, sul quale tu probabilmente spendi le parti più critiche e più devastanti e più graffianti del tuo libro. Vediamo se posso io fare un paragone di Crocetta per capire come tu lo descrivi e se posso attingere al mio background, diciamo, professionale e familiare russo. Rosario Crocetta mi fa venire in testa il principe Grigori Potionkin, governatore delle province meridionali della Russia a partire dal 1780, il quale nel 1787, in occasione del viaggio di Caterina II di Russia in Crimea, si inventa, per nascondere il degrado e la pessima condizione delle sue province, si inventa i villaggi Potionkin, cioè dire delle quinte praticamente cinematografiche ante litteram, in cui lui dipinge dei villaggi meravigliosi ed erge queste quinte dietro cui non c'è nulla, c'è solamente l'abbandono, c'è solamente il degrado, erge queste quinte sulle rive del fiume Dniepr, che appunto viene disceso dalla zarina, che così vede i suoi possedimenti molto floridi, molto benestanti e anche molto gradevoli. Ecco, mi sembra che Rosario Crocetta, secondo quello che ci ha raccontato tu, ma secondo quello che vediamo, abbia costruito il suo particolare villaggio Potionkin non con le quinte ma con le conferenze stampa, trasformando il suo essere gay in una categoria politica, urlando contro la mafia quando in realtà di lotta alla mafia probabilmente ne ha fatta molto poca, al punto da meritarsi le critiche di gente che sulla mafia ha credenziali a 24 carati, come appunto Claudio Fava o Leoluco Orlando. E dunque abbiamo un presidente della regione che si è creato, per usare un termine alla moda, una propria narrativa, dietro la quale però non solo non è cambiato nulla, ma probabilmente è peggiorato tutto. La mia perplessità però, ed è questo, diciamo, un primo punto critico che vorrei sollevare, o meglio, uno stimolo alla discussione, è che la responsabilità enorme di Crocetta, responsabilità doppia, perché oltre al malgoverno unisce l'illusione che lui stia facendo qualcosa, che lui si muova su una sintonia e su una narrativa completamente diversa. Nel tuo libro sembra quasi, non dico assolvere, ma alimentare una certa indulgenza sul passato, o meglio, su alcuni protagonisti del passato. Non parlo di Raffaele Lombardo, che tu leghi direttamente a Crocetta e che ne fai, diciamo, l'anima nera di Crocetta, insomma quello che ha passato il suo sistema a Crocetta. Però leggo nel tuo libro una certa diciamo, indulgenza di giudizio nei confronti di Totò Cuffaro e anche una certa indulgenza di giudizio verso le passate classi dirigenti, un nome per tutti, Rino Nicolosi. Allora, la mia domanda è, ma la Sicilia è buttanissima ora o lo è sempre stata probabilmente in questo mezzo secolo? Cioè la buttanissima Sicilia di queste classi dirigenti che hanno fatto scempio dell'autonomia, senza, ripeto, diminuire in alcun modo le responsabilità di Crocetta, non è una cosa che comincia già da lontano, e quindi mi chiedo il perché di questa tua relativa, diciamo, indulgenza di giudizio verso altri personaggi che l'hanno preceduto. Comincia da lontano, non c'è dubbio, comincia da lontano, ma con una differenza. La Sicilia degli anni 50, la Sicilia degli anni 60, la Sicilia che è laboratorio della politica, la Sicilia degli anni 70, che diventa il luogo dove si dà appuntamento
la cultura italiana, gli artisti italiani, si danno appuntamento coloro i quali vogliono sperimentare una forma della politica che possa essere anche avanguardia. È la Sicilia dove molti personaggi della scena italiana, pur non essendo siciliani, si fanno tali. Basti ricordare Carlo Levi, basti ricordare Dolci, basti ricordare anche tutto quello che fu l'immaginario di una società italiana che inevitabilmente diventava siciliana. Non c'era solo Renato Guttuso a offrire il segno e il tratto distintivo di un'epoca, ma anche il grande cinema, e Taormina ne sa qualcosa, non aveva altro luogo che la Sicilia. Una grande maschera romana si fece siciliana. Alberto Sordi, che sembrava un'operazione impossibile nel rendersi siciliano nel film Il mafioso, e così un grande principe della cinematografia come Luchino Visconti sperimenta in Sicilia, e il Texas d'Italia, Pietro Germi, lo fabbrica proprio in Sicilia. Accanto a ciò c'era un fermento politico che faceva sì che, e lo sappiamo benissimo anche per memorie personali reciproche, che determinati protagonisti si concentrassero innanzitutto in Sicilia in politica, per poi andare dopo, ma soprattutto dentro gli eventi siciliani. E quindi non possiamo mettere sullo stesso piano, cito un vivente, un Emanuele Macaluso e l'attuale governatore, né tantomeno possiamo mettere sullo stesso piano, e non cito viventi perché sono tutti morti, i protagonisti della Democrazia Cristiana siciliana con la realtà di oggi, dove quella eredità è andata frantumata. Allora l'indulgenza dove arriva? Innanzitutto, e qui mi ricollego a quello che diceva prima Adorno, io che sono giornalista, io che ho i miei giornali dove poter scrivere, avevo scritto pagine ancora peggiori forse rispetto a quelle che ho riservato adesso all'attuale governatore. Avevo scritto pagine ferocissime contro Totò Cuffaro. Ho seguito quello che è stato il suo percorso, quello che lo portò poi a diventare anche presidente della regione siciliana, ancor prima che nella qualifica governatore, con una polemica violentissima che mi ricordo coinvolgeva anche uno dei protagonisti di nascita e di formazione messinese, che era il ministro Antonio Martino, perché ci fu un ferocissimo dibattito, se ricordate, su chi scegliere, su chi puntare tra i due. E io feci dei pezzi violentissimi contro Cuffaro. Però poi nel frattempo, e questa è la potenza e la qualità del giornalismo, si fanno i conti poi col giorno dopo, con quello che succede. Quindi, caro Paolo, quello che mi ha meravigliato, quello che mi ha lasciato stupefatto dell'azione dell'attuale governatore, che è riuscito in un capolavoro, al contrario, ma comunque in un capolavoro, è riuscito a far rimpiangere i suoi predecessori, è riuscito in un'operazione che forse può avere pari in quello che è successo a Roma, dove nessuno poteva mai immaginare che un giorno si sarebbe potuto rimpiangere Alemanno, eppure grazie a Ignazio Marino stanno rimpiangendo perfino Alemanno. Ecco, adesso andiamo al caso Sicilia, specificatamente. Che cos'era quel passato? Quello era un passato che era in un preciso contesto, dove ci sono delle personalità, delle storie, delle biografie che devono essere analizzate, raccontate per i risultati che avevano dato e anche per l'autorevolezza. Non faceva ridere quando, per esempio, Rino Nicolosi si poneva in una prospettiva geopolitica. Si capiva che non stava recitando una barzelletta, perché c'era una sostanza, una qualità della politica alta. Quando invece ci prova
Cuffaro. Noi ci troviamo in una fase in cui ormai la politica è diventata forse la politica pop, ma quando invece arriva l'attuale governatore, il mitico Crocetta, tutto diventa inevitabilmente un canovaccio del pittoresco. Sai perché lui è obiettivamente il peggiore? È perché ha costruito l'alibi alla propria incapacità di governo con l'omertà dell'ideologicamente corretto, perché su di lui non si ha la possibilità di muovere critica, pena incorrere in una sorta di terna inevitabile, invincibile, perché essendo lui, come tu hai ricordato, colui il quale ha fatto del proprio essere omosessuale una categoria della modernità e quindi un'interpretazione anche dello spirito, chiunque lo critica si ritrova ad essere omofobo. Ed è il primo passaggio. Ed essendo poi lui l'alfiere del bene, della legalità, della giustizia, della lotta alla mafia, chiunque osi criticarlo si ritrova nell'accusa di essere mafioso. E io passo passo mi sono ritrovato prima omofobo e poi mafioso. Ha perfino, in una delle sue tante dichiarazioni, un po' come quando, come tu hai descritto nel Principe, aveva questa voglia di creare scumazza, lui, avendo questa voluttà delle telecamere e dei taccuini, a un certo punto si è avventurato nel dire che avrebbe cercato tra i miei parenti se c'è per caso un mafioso. La cosa finale adesso è che lui denuncia per attentato alla Costituzione chiunque chieda la soppressione dell'autonomia e la richiesta del commissario per la regione siciliana. Aggiungo un altro argomento: perché lui è il peggio? Perché non ci dà la possibilità di discutere, pena cadere in questa terna della dannazione, perché poi i problemi non li risolve, li criminalizza, perché poi è uno che ha calato nella palude dell'imbarazzo una sinistra che ha perso l'occasione di governare questa regione già dopo aver attraversato col precedente governatore una delle disfatte più imbarazzanti da cui liberarsene immediatamente, ma non ci riesce. E poi certo, l'altro argomento, lui non è nient'altro che il governatore perfetto per gestire l'inamovibile palude siciliana, protetto da questa coltre dell'ideologicamente corretto. È semplicemente il perfetto prosecutore del suo predecessore, e non solo perché abitava nella stessa casa, era pure perfino coinquilino e lo nascondevano come gli amanti segreti, ma è anche quello che ha adottato gli stessi registi, gli stessi consigliori, e cioè, e questa è una delle pagine più complicate e più brutte su cui mettere mano, facendosi aiutare da quella mafia dell'antimafia che ha permesso di dare una patente di verginità alle operazioni più sporche che si siano mai potute immaginare in Sicilia. Ne cito una su tutte, ogni volta c'è da tremare, perché bisogna pronunciare un nome a tutti noi carissimo e sacrissimo, ma è assolutamente vergognoso che su sporche, opache, ambigue, imbarazzanti operazioni di sottogoverno venga apposta la firma di Borsellino, come è accaduto per la clinica Humanitas, una vergogna che si poteva immaginare forse nella Prima Repubblica,
una delibera fatta firmare in un dimenticato giorno d'agosto nottetempo e che solo attraverso l'uscita della notizia pubblicata su Live Sicilia è stata poi ritirata. E tutto questo che cosa significa? Significa che la rivoluzione farlocca è fondata sull'impostura, ma qui non si tratta di fare una battaglia in termini ideologici. Qui non si tratta di proporsi in termini di fazione, qui si tratta soltanto di cominciare a ragionare sulle cose nostre, concrete, vere, e poter dire una volta per tutte che se ci sono i motivi per dire le cose, se ci sono tutti gli argomenti per prendere le braci con le proprie mani e spostarle dal nostro cammino, è perché, ricordate la famosa, lagnosissima, inutile cantilena del Gattopardo del tutto cambia finché nulla cambi? Non è più così, tutto è già cambiato ed in peggio.